Una donna di 79 anni è stata trovata morta nei pressi della sua abitazione in via Porcello. La procura ha aperto un'inchiesta per conoscerne le ragioni. Rivolta ieri in carcere ad Agrigento, si lamentava tra l'altro il mancato funzionamento del riscaldamento, 9 reclusi arrestati. Pubblicati i bandi per 35 milioni di euro da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura per sostenere le imprese del settore. Al via i controlli sulle auto da parte della Polizia Municipale. Al via dal 1° gennaio le nuove norme sull'assegno di inclusione sociale. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Una donna di 79 anni, Concetta Conti, è stata trovata morta ieri sera nella sua abitazione di via Porcello, nel centro storico della città. L'anziana aveva una ferita alla testa, una circostanza per la quale si pensa che possa essere stata uccisa nel corso di una rapina. La procura ha aperto un'inchiesta per conoscerne le ragioni. Il servizio. Una donna di 79 anni, Concetta Conti, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Porcello, nel centro storico di Agrigento. La donna anziana aveva una ferita alla testa, una circostanza per la quale si pensa che possa essere stata uccisa nel corso di una rapina. Un sopralluogo è stato immediatamente effettuato dal pubblico ministero Elettra Consoli, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal dirigente della squadra mobile di Agrigento Andrea Palermo. Immediatamente a chiamare i vigili del fuoco nel pomeriggio erano stati i vicini di casa che da 2 o 3 giorni non vedevano più la persona anziana, non riuscivano a mettersi in contatto con lei. In serata la Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l'autopsia sul corpo della donna per fare luce sulle cause che hanno determinato la morte della pensionata. Quella della rapina finita nel sangue è una pista privilegiata da parte degli inquirenti. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il PM Elettra Consoli hanno coordinato sul posto il lavoro della polizia e vogliono accertare con precisione la natura della ferita alla testa della donna. Nell'appartamento a lungo hanno lavorato i poliziotti della Scientifica. Sempre ieri sera, rivolta in carcere ad Agrigento, alcuni detenuti, circa una cinquantina, hanno dato vita a disordini nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, lamentando tra l'altro il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e rivendicando anche cibo trasferimenti in altre strutture penitenziarie e l'orea d'aria, il servizio. Rivolta in carcere ad Agrigento, in Contrada Perrusa, alcuni detenuti ieri sera, circa una cinquantina, hanno dato vita a dei disordini nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. Hanno lamentato il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, rivendicando anche il cibo, trasferimenti in altre strutture penitenziarie e ore d'aria. I carcerati, armati di bastoni, olio e acqua calda, hanno minacciato di aggredire chiunque si fosse avvicinato. Sul posto, subito lanciato l'allarme, sono prontamente intervenuti i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza che hanno fatto irruzione all'interno della struttura. Presenti anche i vigili del fuoco della stazione di Agrigento. La polizia penitenziaria, dopo aver riportato la calma, ha sedato la rivolta e ha arrestato 9 reclusi. Le accuse sarebbero sequestro di persona, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. In carcere, per coordinare le operazioni, sono arrivati il procuratore aggiunto Salvatore Vella, i sostituti procuratori Elenia Manno, Maria Barbara Grazia Cifalino. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per la morte di una pensionata 70enne al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'indagine, affidata alla Polizia di Stato, scaturisce dall'esposto presentato dai parenti della vittima che chiedono di fare luce su eventuali responsabilità del personale sanitario. La donna si era presentata in ospedale lamentando dei dolori e dopo il triage era stata sistemata su una barella al pronto soccorso in attesa di essere visitata. Le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, inutili i tentativi di rianimazione. I familiari hanno così presentato un esposto chiedendo agli inquirenti di accertare eventuali responsabilità. La polizia ha sequestrato la salma, la cartella clinica della donna per effettuare ulteriori accertamenti.
e un turista tedesco è rimasto ferito in un incidente con il parapendio avvenuto nei pressi di Punta Bianca. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. L'uomo, in compagnia di alcuni amici, sarebbe scivolato al momento della partenza, cadendo rovinosamente sulla spiaggia. Lanciato l'allarme sul posto, è intervenuto un elisoccorso, il cui intervento è stato provvidenziale, considerando che la zona impervia in cui è avvenuto l'incidente. Il turista tedesco ha riportato la frattura di una gamba ed è stato trasferito all'ospedale di Agrigento a San Giovanni di Dio. 4 bandi per un totale di 35 milioni di euro per sostenere la competitività delle imprese agricole siciliane. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale della regione siciliana ha pubblicato gli avvisi relativi al piano strategico della PAC 2023-2027, il servizio. 4 bandi per un totale di 35 milioni di euro per sostenere la competitività delle imprese agricole siciliane. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale della regione ha pubblicato gli avvisi relativi al piano strategico della PAC relativi agli anni 2023-2027. 5 milioni di euro sono destinati alla promozione dei prodotti di qualità verso i consumatori e gli operatori del mercato europeo attraverso il bando denominato Intervento RSG10. L'obiettivo è informare sulle caratteristiche nutrizionali delle produzioni agroalimentari, evidenziando i vantaggi ambientali legati all'utilizzo delle tecniche di produzione sostenibili. Il bando punta anche a favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. Per la diffusione e la condivisione delle conoscenze, l'innovazione e i processi di digitalizzazione in agricoltura è stato pubblicato il bando denominato SRH06 Servizi di Back Office. La dotazione finanziaria è di 1,5 milioni di euro e servirà a sostenere i servizi di back office per fornire le informazioni e i supporti sull'uso delle risorse naturali, l'acqua, il suolo, l'aria, o di eventi atmosferici e cambiamenti climatici, di problemi connessi ai settori zootecnico, forestale, produzioni vegetali e condizione dei mercati e la gestione dell'impresa. 7 milioni e mezzo invece le risorse destinate all'apicoltura con il bando 2024. In particolare il provvedimento vuole contrastare il declino degli impollinatori sostenendo le pratiche di apicoltura che tutelano la biodiversità. L'avviso è rivolto a quegli operatori che praticano l'attività apistica in aree particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. Quindi il quarto bando relativo all'intervento benessere animale che con 21 milioni di euro incentiva le pratiche di allevamento sostenibili che assicurano minore stress, sofferenza fisica agli animali, un'alimentazione adeguata, minori emissioni e una migliore gestione dei reflui e delle deiezioni. Arance rosse IGP, grande abbondanza di produzione e frutti di vera qualità. La corrispondenza da Palermo. Consolidato il calendario di produzione delle prime arance rosse di Sicilia, che a essere raccolte sono state quelle della varietà Moro, poi il turno della varietà Regina, la Tarocco, infine dal 16 febbraio arriveranno le arance Sanguinello. Veniamo da una campagna, quella del 2022-23, in cui abbiamo commercializzato 28.000 tonnellate di prodotto, ben 23.000 sono state consumate in Italia e all'estero come frutto fresco, 5.000 sono state trasformate in succhi d'arancia particolarmente apprezzati dagli sportivi e dai consumatori attenti alla qualità dell'arancia rossa di Sicilia IGP, afferma così il presidente del consorzio di tutela Gerardo Diana. Ci apprestiamo a cominciare una nuova campagna che ha grande abbondanza di frutti e di qualità nonostante il cambiamento climatico che sempre più spesso porta a condizioni meteorologiche in cui coltivare è un'impresa eroica. Il consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP conta 500 produttori, 6.500 ettari coltivati, di cui il 100% in biologico sui territori di Catania, Enna e Siracusa, 70 confezionatori di prodotto, 17 industrie di trasformazione associate e 280 aziende autorizzate all'uso del marchio.
Torna ad Agrigento lo street control della Polizia Municipale. La telecamera in dotazione al personale permetterà di scattare 2 foto in simultanea, anche una a distanza di 20 metri. In principio lo street control era stato pensato solo per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila. Con il passare del tempo, però, le sue funzioni sono state implementate. Così attualmente lo street control può rivelare anche lo stato del bollo, dell'assicurazione, la revisione del veicolo e in caso di violazione la multa arriverà a casa. La fortuna sorride alla Sicilia grazie a Cinco, un gioco che offre un jackpot fisso di 20.000 euro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dai giocatori presenti in sala. A esultare questa volta a inizio del 2024 è stata una signora di 60 anni di Licata che si è aggiudicata un jackpot di 10.000 euro acquistando biglietti per un valore di soli 20 centesimi e portando a casa il montepremi in sole 5 estrazioni. Entra in vigore dal 1 gennaio l'assegno di inclusione sociale. La misura prevede un sostegno fino a 6.000 euro all'anno e dura 18 mesi. La corrispondenza. Del 18 dicembre scorso è possibile presentare la domanda direttamente dal sito INPS accedendo alla sezione dedicata all'ADI tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, almeno di livello 2, CNS, Carta Nazionale dei Servizi, o CIE, Carta di Identità Elettronica, oppure presso gli istituti di patronato. A partire dal 1 gennaio scorso, invece, la domanda può essere presentata anche presso i centri di assistenza fiscale, i CAF. Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un patto di attivazione digitale all'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. L'ADI, spiega l'INPS, è riconosciuta ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Con il decreto ministeriale 2023 del 13 dicembre sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio. Il beneficio economico dell'ADI è erogato su base annua a integrazione del reddito familiare, cosiddetta quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui, se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. In sede di prima applicazione per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023. Un'integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione, concesse locazione con contratto regolarmente registrato, la cosiddetta quota B, il cui importo, ove spettante, è invece individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE in corso sempre di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro. L'ADI viene erogato mensilmente attraverso la carta di inclusione emessa da Poste Italiane. L'importo massimo annuo è di 6.000 euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L'indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata dopo un mese di sospensione per altri 12 mesi. Decorre a seguito della verifica dei requisiti dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai servizi sociali del proprio comune per un'analisi multidimensionale dei bisogni. I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai centri per l'impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a progetti utili alla collettività. Ritiro in festa, allegria, colori e divertimento per giovani e meno giovani in questo evento organizzato dalla CISL a Messina. Aspettare con la mano perché chiami anche tu volevi sapere. Il 29 dicembre è stato un pomeriggio di divertimento, colori e calore a Messina per la seconda edizione di Ritiro in Festa, la manifestazione organizzata da CISL Messina, ANOLF, Anteas CISL, CISI Messina e Parrocchia di Santa Maria del Gesù, con il patrocinio del comune di Messina. Ha raccolto al centro sportivo a Ritiro tanti giovani e meno giovani all'insegna della musica e del piacere di stare insieme. Piccoli e grandi si sono cimentati nei laboratori di pittura a cura delle associazioni ABC e RB, la musica di Steno P, mentre nel piazzale hanno fatto bella mostra le auto d'epoca del Club 500 Team Messina. Il pomeriggio è stato animato dalla Jerry Animation con l'intrattenimento delle sue animatrici ed animatori e di personaggi più conosciuti come il mago Christian. Presente anche il sindaco Federico Basile. Le periferie si valorizzano vivendole, ha detto Basile. È un Natale allargato e grazie all'idea della CISL si è potuto svolgere in questo luogo per il secondo anno, raccogliendo tanta gente che ha piacere nello stare insieme. Sono convinto che l'idea di allargare, di creare rete sia fondamentale ed iniziative come questa servono a creare sinergia. Se ognuno riesce a fare una piccola parte, tutto funziona meglio. Questo è un esempio palese, si è creato un momento importante che si ripeterà anche i prossimi anni. Le periferie si scoprono vivendole e questo è un modo per viverle. È un Natale che è allargato, l'avevamo già detto, e che in questo caso, grazie all'idea di qualcuno, si è potuto svolgere in un luogo per il secondo anno che raccoglie tanta gente che ha bisogno di stare insieme. Quindi sono convinto che l'idea di allargare, come stiamo cercando di fare con il tempo, perché chiaramente ci vuole tempo, tutte le iniziative in tutta la città serva, ed iniziative appunto come questa servono appunto a creare più sinergie. La collaborazione è un termine che uso spesso e ho usato spesso in questo anno e mezzo e continuerò a usarlo, perché se ognuno riesce a fare una piccola parte del proprio dovere, diciamo così, funziona tutto meglio, e questo è un esempio palese in base al quale tutti insieme si è creato un momento importante che, ripeto, si creerà anche i prossimi anni perché merita di essere creato. Al via la riqualificazione del Parco Tindari a Borgo Nuovo di Palermo, la corrispondenza dal capoluogo. Un vero e proprio impianto in outdoor, quello che si sta cominciando ad installare, che prende forma qui al Parco Tindari, un'area attrezzata tra le più grandi della città di Palermo, in una delle periferie. Purtroppo è ancora il caso di utilizzare questo termine. Come potete vedere, panche, parallele, attrezzature che consentiranno ai nostri ragazzi di fare sport, di farlo all'aria aperta e di trovare occasione di socialità e benessere in uno dei parchi più belli della circoscrizione, della quinta circoscrizione, che purtroppo per tanti anni è stato privo di attenzioni da parte della collettività e da parte dell'amministrazione in primis, e che oggi comincia a riprendere luce grazie alle numerose, è vero Giuseppe, segnalazioni da parte dei cittadini, delle associazioni, dei comitati, che spontaneamente hanno chiesto a gran voce la riqualificazione di queste aree affinché possa essere davvero il polmone verde che questo quartiere e che questa circoscrizione merita. Chiediamo più controllo da parte dell'amministrazione comunale per evitare vandalismo di questo bene della comunità.
Al via l'iter del baratto amministrativo, lavori pubblici invece delle tasse, un aiuto insomma alle fasce più deboli, quanto si sta discutendo al Comune di Messina. Assessore, si ragiona in Consiglio Comunale sul baratto amministrativo, che è un'altra novità rispetto alla gestione dei tributi locali. Perché? Ce lo vuole spiegare questo? Sì, quando parliamo di baratto amministrativo parliamo appunto di quella che è la cosiddetta innovazione sociale, ovvero innovazione amministrativa, un nuovo modo di amministrare che tiene conto anche di quelli che sono i CIVES, i cittadini, ovvero che sono degli attori, dei soggetti che vanno coinvolti attraverso anche questi patti di collaborazione, in questo caso nella fattispecie attraverso l'istituto del baratto amministrativo, per non solo dare un'esenzione, in questo caso su tributi locali quali IMU e Latari, ma al contempo coinvolgerli nella cura e nel mantenimento della cosa pubblica, per essere attori protagonisti di un bene comune e dell'interesse generale che li riguarda. Se ne discute in commissione, siamo a una proposta di delibera, sembra esserci comunque l'ok da parte di tutte le forze politiche, sono stati chiesti alcuni correttivi, quali sono i prossimi step? Sì, appunto un patto di collaborazione che vede proprio la collaborazione dell'intera aula, in questo caso di commissione, dove appunto le osservazioni che sono state fatte verranno discusse ulteriormente insieme per trovare un'unanimità su quella che vuole essere una pietra miliare che lanci un'ulteriore sfida all'interno di quello che è il territorio comunale, ovvero vedere più patti di collaborazione che coinvolgano i cittadini affinché siano parte attiva della vita pubblica. Per semplificare, un cittadino che deve pagare un tributo, che magari non è nelle condizioni economiche di poterlo fare, può prestare delle ore di lavoro a favore della collettività in vari ambiti. Sì, esatto, ci sono vari ambiti come ad esempio la cura del verde, piuttosto che occuparsi appunto di quella che è la manutenzione di quelli che sono le aree attrezzate, per dire, o attraverso anche associazioni, perché i destinatari non sono solo singoli cittadini ma anche le associazioni, che possono prestare quella che è appunto un'ora e più ore del loro tempo per rendere quello che è un servizio di pubblica utilità e al contempo avere un'esenzione, una riduzione su quelli che sono i tributi locali. Elezioni europee 2024, turisti della politica o si cambierà il registro? L'intervista al 3 volte sindaco di Castellammare Coppola. Io proverei a chiedere a un qualunque cittadino se si ricorda più chi è il suo rappresentante in Europa, per chi ha votato 5 anni fa e che rapporti ha avuto la comunità locale con questo suo rappresentante. Personalmente io non me lo ricordo più e sfiderei chiunque. Questo è un dato di partenza importante. Perché? Perché porta il cittadino, porta la gente a non affezionarsi più alla festa che la democrazia fa nel momento elettorale. Il voto è una festa di democrazia a cui la gente non partecipa più in misura esponenziale, cioè ormai meno della metà degli elettori vanno a votare. Ancora per le elezioni comunali pensiamo che il nostro collegio è Sicilia e Sardegna. Quindi ci saranno candidati probabilmente sconosciuti, almeno che la politica non si renda conto che così non si va da nessuna parte, per cui propongono agli elettori candidati almeno conosciuti, che abbiano almeno un qualche rapporto con il territorio. Io sinceramente questo me lo auguro per il cittadino, non perché poi in concreto il cittadino ha bisogno di avere un rapporto, però l'Europa ha sicuramente bisogno di persone radicate sul territorio. Ormai la Comunità Europea amministra risorse e amministra territori e amministra regole di tutto e per tutti, e però c'è necessità che questi nostri rappresentanti abbiano un qualche radicamento sul territorio. Devo dirti la verità, non è avvenuto. I partiti che sono a conoscenza di tutto questo, se non scelgono candidati sul territorio di un certo spessore,
la loro battaglia l'hanno già persa, poi la comunità europea ci sarà lo stesso, almeno che non scatti un meccanismo particolare per cui vanno a votare perché c'è questo candidato che li può rappresentare o un altro. Io me lo auguro sinceramente, però il richiamo deve essere fatto dalle forze politiche, quindi dai partiti, e ognuno va a votare perché si riconosce in un partito, ma anche dalle persone. Noi siamo una provincia importante, se per esempio questa provincia esprimesse qualche candidato sarebbe già tanto di guadagnato. Sostanzialmente abbiamo mandato nel passato persone lì che non rappresentano niente se non se stessi, non hanno nessun problema, non hanno nessun radicamento, non raccolgono esigenze, non raccolgono un bel niente. Fanno i deputati europei, fanno la loro funzione, fanno la loro... Dopodiché alla fine del periodo elettorale, cioè dopo i 5 anni, ritornano qua, tanto sapendo che le persone comunque una certa percentuale a votare ci va. Comunque il richiamo dei partiti sostanzialmente ci sarà, per cui la loro elezione alla fine ci sarà. Purtroppo il dramma è che ci sono molto meno, però faranno sentire sul territorio sicuramente il richiamo della loro presenza nazionale, della loro presenza regionale. Già questo è un dato che sarà prevalente. Si stanno dando da fare per associare alle elezioni europee le elezioni provinciali. Per le notizie che io ho il dato è sicuro, cioè si dovrebbe votare in concomitanza sia per le europee che per le provinciali. E questo stravolge un po' tutto il discorso che abbiamo fatto prima, perché la gente che va a votare per il candidato che conosce, che si propone, sarà il Presidente del Consiglio provinciale, sarà l'assessore, sarà il consigliere provinciale, giusto che ti spinge tutto questo al voto, c'è l'effetto trainante per cui anche di tutto questo, almeno nella nostra provincia, ci sarà questo dato più significativo che, ripeto, deriva dal fatto che c'è la concomitanza con il momento elettorale provinciale. Guarda che purtroppo il rischio ormai è più evidente anche non solo in Europa ma anche a livello nazionale. Cioè non ci sono più i partiti, non ci sono più gli interessi elettorali, le segreterie, non c'è più niente. Per cui anche il rapporto con i nostri candidati nazionali, insomma, lascia parecchio perplessi. Cioè, vengono nel momento elettorale feste, manifestazioni, eccetera. Poi non hanno più manco una segreteria. La politica è cambiata radicalmente, non credo in meglio. In altre epoche il deputato aveva tutto l'interesse ad avere il rapporto con gli elettori. Tu pensi che una volta alle elezioni politiche il seggio elettorale era 4 province. Il candidato sapeva ogni paese chi erano i suoi elettori. Dal 93 in poi hanno chiuso tutte quante le segreterie, non gliene frega più niente a nessuno. Se tu a votare ci vuoi andare ci vai, se non ci vuoi votare per loro non cambia niente perché la percentuale sono 50, sono 40. Il livello della politica così lascia un po' a desiderare. La colpa è un po' delle leggi elettorali. Sono state fatte modifiche che non tengono più conto della persona. Non c'è manco bisogno di fare campagna elettorale, basta fare un po' di slogan in televisione, del resto i partiti che con il referendum non avevano più il finanziamento pubblico, se lo sono rimessi regolarmente, quindi con quei soldi fanno la campagna elettorale, dopodiché ognuno di noi se vuole andare a votare ci va, se non ci vuole andare cambia poco. È un dramma perché la bellezza della democrazia presuppone la partecipazione, lo ha detto Mattarella nel discorso di fine anno, partecipazione è umanità, è civiltà, è confronto, è democrazia. Lui è capace di fare un discorso a tutti e ognuno lo sente per sé però. Se dedichiamo un po' del nostro tempo a riflettere sulle cose che ha detto, lì ci troviamo risposte per una società che è in fase di deterioramento e lui richiama invece a valori. Oggi già la parola valore è un po' persa, sono una persona positiva, però la riflessione è amara, purtroppo la vedo così. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.